Bella a tutti raga, qui è Miro ed eccoci qua in questo nuovo video. Un video che ci ho messo un po' a fare perché l'avevo cominciato a registrare, poi non mi era piaciuto per una serie di circostanze e l'ho scartato ed eccomi qua a rifarlo. Forse un po' tardiva la sua uscita, però l'importante è che esca. Ovviamente, come ogni fine girone d'andata, scatta il pagellone. Io adesso non ricordo bene cosa feci l'anno scorso per il pagellone, però ho deciso che quest'anno non darò i voti, o perlomeno non li darò in maniera numerica. Farò un resoconto generale giocatore per giocatore, esprimendovi quelli che sono i miei pensieri riguardo appunto a quel determinato giocatore, ma si fermerà lì la cosa, perché se dovessi dare i voti sarebbe un disastro. Lo sarà anche così, ne sono sicuro. Però ho voluto evitare, anche perché vista la situazione, vista come sta giocando il Cagliari, sinceramente ok editare un video, però mettermi a fare anche le grafiche eccetera eccetera penso che non ne valeva la pena. Quindi io direi di partire subito con il reparto dei portieri e partiamo con la grande delusione di quest'anno, ovvero Alessio Cragno. Io non so quale sia il problema di Cragno quest'anno, non so se è causato dalla mancata convocazione agli europei, non so se è per qualsiasi altro motivo, sta di fatto che è in un calo di prestazione che lascia veramente perplessi. Io ho sempre difeso Cragno, non mi sono mai nascosto dietro al fatto che lo apprezzo molto come portiere. Non credo che quest'anno, se ci fosse stato Olsen tra i pali, staremmo parlando di un Cagliari diverso. Però è palese come uno dei pochi appigli su cui potevamo puntare, che era appunto Cragno, quest'anno stia palesemente mancando. Ovviamente le prestazioni al momento attuali sono insufficienti e mi auguro che possa risollevarsi, possa migliorare e possa dare una svolta a questo 2021-2022 che è partito nella maniera più tragica possibile per quanto riguarda Cragno. Perché se non fosse così si arriverà ad un bivio, e il bivio è o Cagliari o da un'altra parte. Il problema è che con le prestazioni di prima si poteva vendere a un prezzo sicuramente più elevato. Se sarà diaspora e andrà a finire male, sicuramente non potrai, perché non potrai, in vista specialmente della stagione che potremmo fare, venderlo alla stessa cifra in cui potevi venderlo prima. Quindi vedremo. Radunovic. Su Radunovic io non ho un granché da dire. Ho visto molti che lo osannavano per la partita con il Verona, scordandosi totalmente quella con il Milan. Io ho visto gente che lo bestemmiava guardando soltanto la partita col Milan e scordandosi la partita con il Verona. Bisogna fare una via di mezzo, bisogna fare 1+1 e bisogna capire che 2 partite non bastano per capire la vera qualità di questo giocatore. Io sinceramente non mi sono fatto un'idea, perché l'ho adorato tantissimo nella partita col Verona e l'ho odiato tantissimo nella partita col Milan. Però bisognerebbe vederlo di più all'opera per capire se abbiamo un secondo portiere degno o se non è così. Staremo a vedere. Aresti ovviamente non si può dare il voto, così come non lo si può dare a Valukiewicz. Carboni, diciamo che è uno di quelli su cui sto rivalutando molto il mio pensiero, perché io ritengo che sia un difensore centrale molto buono, anche per giocare in Serie A, che non sia un giocatore da big,
però un centrale molto buono, specialmente per la sua duttilità nel giocare sia a 3 che a 4 in difesa, riesce a giocarci tranquillamente. Il problema è che lo vedo poco maturo mentalmente e gradirei dalla sua un miglioramento sotto questo aspetto. Poi è chiaro e palese come i problemi in difesa del Cagliari ci rientri Carboni, ma non siano causati da lui. Però fa parte anche lui di quell'insieme. Qualche errore l'ha fatto, qualche cosa buona l'ha fatta. Tutto sommato è uno di quelli che tra gli insufficienti si può trovare vicino a quelli che quasi prendono una sufficienza. Cepitelli anche io faccio un po' di fatica a valutarlo, cioè anche lui, perché ha questo problemino fisico che anche se gioca si porta comunque appresso. Non lo vediamo a pieno regime, penso da 2 anni. Sono 2 anni che ci portiamo appresso un giocatore che ha dei problemi fisici. E nonostante sia uno di quelli che è a Cagliari da più tempo, da più anni, credo sia arrivato il momento di interrompere questo rapporto. Perché non credo che Cepitelli sia uno di quelli che possa ancora dare di concreto qualcosa al Cagliari. Assolutamente massimo rispetto per il fatto che sia rimasto a Cagliari fino a questo tempo, ma credo che sia necessario che le strade si dividano. Come vale lo stesso per Godin. Affrontiamo in breve, ce li leviamo subito, Godin e Caceres. Allora, Godin e Caceres sono insieme a Cragno le più grandi delusioni, e insieme anche a un altro giocatore. Intanto se vedete il fumo è perché sto fumando. Stavo dicendo, Godin e Caceres insieme a Cragno ed un altro giocatore sono le più grandi delusioni di questo Cagliari. Io ho sempre ribadito il concetto che Godin, per l'ingaggio che prendeva, non era assolutamente un giocatore da Cagliari e andava venduto il prima possibile. Per carità, non si discute il nome, non si discute la carriera, ma è palese come le prestazioni in campo non giustificassero un ingaggio così per una squadra come il Cagliari, anche se tu sulle spalle porti quel nome. Se Godin avesse avuto uno stipendio nettamente minore, uno stipendio come lo prende per esempio un Pavoletti di 1 milione all'anno, perché Godin comunque giustamente deve ricevere uno stipendio che sia congruo, e penso che 1,5 milioni di euro a Godin si possa dare tranquillamente. Però un giocatore che prende 3 milioni e ti fa prestazioni simili all'età che ha, perché comunque ha un'età, non va bene. Quindi Godin sono contentissimo che se ne vada, così come lo sono per Caceres. Lasciamo perdere il gol contro chi era? Contro la Samp, nemmeno mi ricordo contro quale squadra fece gol. È un ex giocatore. Sono state di più le partite in cui ci ha messo nei casini che quelle che ha risolto. Non esiste. Caceres flop assoluto. Quindi io sono contento che vada via, sono veramente molto contento che vadano via. Però questo fa capire ancora di più quanto il calciomercato del Cagliari sia stato nell'arco di questi anni, non solo quest'anno, nell'arco di questi anni sia stato completamente fallimentare. Perché il problema non è che Godin e Caceres quest'anno stanno facendo schifo. Il problema è che non sono adatti. Palesissimo. E quindi il problema sta a monte. Chi è che li ha presi? Perché? Facciamoci queste due domande. Comunque continuiamo. Altare, sinceramente Altare ha giocato veramente molto poco, quindi non saprei giudicarlo, ma credo che comunque non sia un rinforzo adatto per quanto riguarda la difesa. Passiamo poi a Lico. Lico è il solito Lico, quindi credo sia abbastanza inutile
aggiungere qualcosa a quello che tutti sappiamo, ovvero che è un giocatore magari anche discreto in fase di proposizione, in fase offensiva, ma per quanto riguarda lo stare dietro fa più danni da grandine, è allucinante Ligo, quindi non riesco a capire il motivo per cui ancora sia a Cagliari, anche lui. Dalbert, su Dalbert vado un po' controcorrente perché a me Dalbert è un giocatore che sta piacendo. È chiaro, anche lui ha fatto degli errori anche abbastanza gravi, ma lo preferisco di gran lunga a Ligo. E devo essere sincero, se non ci sono alternative, io il conto riscatto all'Inter lo farei. Cioè, se dovessi pagare il diritto di riscatto, perché mi pare si tratti di diritto per quanto riguarda Dalbert, 7 milioni, io sinceramente 7 milioni per lui ce li spenderei, perché a me è piaciuto, con i suoi pregi e soprattutto con i suoi difetti, ma lo ritengo una, due, anche tre spanne sopra superiore a Ligo Giannis. Quindi è stata una piacevole sorpresa, rimane comunque insufficiente, però è stata una piacevole sorpresa. Un altro che sta deludendo, ma non è il giocatore in più a cui mi stavo riferendo prima, è Zappa. Zappa lo sto vedendo sempre più fuori dal progetto, sempre più un pesce fuor d'acqua. È vero, gioca fuori ruolo, perché se lo si mette terzino si capisce come in realtà lui sia un esterno di attacco, e a quanto pare a noi ci piace far giocare gli esterni al posto dei terzini. Però se hanno due nomi diversi evidentemente un motivo c'è, è perché sono due ruoli diversi, e questo si nota tantissimo quando vediamo giocare Zappa, perché credo che sia un giocatore che, se continua, può migliorare ed affinare la tecnica, però a livello di qualità è un giocatore che, se tu lo fai giocare in quel modo e in quel ruolo, non migliorerà mai. Per questo credo che non sia così sbagliato pensare ad un'eventuale cessione. Passiamo adesso ad uno dei tre, delle sole tre sufficienze di quest'anno. Bellanova. Bellanova è uno di quelli che salvo, perché finalmente abbiamo un terzino. Giovane su cui dire che bisogna puntarci è dire poco, un giovane che deve assolutamente rimanere a Cagliari, uno che stranamente il Cagliari ha fatto bene a prendere. Penso che andare contro Bellanova sarebbe assurdo, non ho altro da dire, bisogna puntare su Bellanova, assolutamente. Poi Faragò ovviamente non si può giudicare, anche perché è rientrato da poco da un infortunio. Oliva è uno di quelli che mi sarei aspettato di vedere di più in campo, molto molto di più, perché ovviamente non posso quantificare o dare un giudizio su quelle che sono state le prestazioni di Oliva, perché ha giocato veramente molto poco, ma dico questo perché Oliva sarebbe molto bene al posto di una delle grandi delusioni di quest'anno. Oltre a Godin, Caceres e Cragno, c'è l'amarezza di Kevin Strootman. Amarezza che non mi aspettavo minimamente di provare. Parliamoci chiaro, non mi aspettavo di ritrovare lo stesso Strootman della Roma, è palese. Però da qui a vedere semplicemente una maglia che si muove in campo, e a volte nemmeno quello, ce ne passa. Se questo è lo Strootman che noi ci dobbiamo tenere da qui fino alla fine del prestito, che il Cagliari lo rimandi a Marsiglia, perché questo non è lo Strootman che desidero. Questo non è il giocatore che deve rimanere a Cagliari, no che può, che non deve proprio. Un giocatore così non deve rimanere a Cagliari, perché si fa fatica anche a definirlo giocatore. Veramente è quello che forse più tra tutti mi ha lasciato l'amaro in bocca, perché veramente non me lo aspettavo. Non mi aspettavo un giocatore simile, veramente. Tanta delusione. La Dinetti ovviamente non lo si può giudicare, speriamo che torni il prima possibile in campo.
Marin quest'anno è un po' croce e delizia perché quando imbrocca bene la partita fa la differenza e si vede. Ma quando non imbrocca la partita, non dico che sia una palla al piede, però il fatto che faccia così molta... discorsi sconclusionati. Il fatto che faccia veramente tanta fatica lo porta ad essere un corpo estraneo in campo. Quindi è un'arma a doppio taglio questo Marin, ma quest'anno un po' tutto il Cagliari è un'arma a doppio taglio perché abbiamo visto che se il Cagliari gioca bene può fare bene, ma quando non gioca è difficile. Quindi per ora Marin insieme a Carboni è tra quelli che nell'insufficienza si avvicinano di più alla sufficienza. Poi Grassi, io ho notato che molti hanno un giudizio positivo su Grassi. Io personalmente no, ritengo che sia un giocatore che nella sua carriera ovviamente è stato martellato da infortuni, lo sappiamo tutti, ma non vedo un giocatore da Serie A. Lo stesso discorso che si può fare per Deiola, io lo applico per Grassi. Sicuramente è un buon giocatore, ma non è un giocatore da Serie A, non è un giocatore che credo stia facendo fare la differenza al centrocampo del Cagliari. E non riesco nemmeno a collocarlo bene nel centrocampo del Cagliari. Faccio fatica a capire se sia una mezzala, se sia un incontrista, se sia un mediano che deve fare filtro. Non ho ben capito il compito che ha Grassi al Cagliari e cosa stia facendo in campo. Non discuto l'impegno che ci mette, però tatticamente e calcisticamente parlando faccio molta fatica a collocarlo. Quindi io lo rispedirei molto volentieri al mittente, anche perché penso che in Serie B abbia più possibilità di fare bene rispetto che in Serie A. Per Deiola mi sono espresso, è praticamente la stessa cosa di Grassi, para. Passiamo a un altro che ha la sufficienza, oltre a Bellanova, e sto parlando di Nandez. Ovviamente dare la sufficienza a Nandez secondo me è d'obbligo perché è quello che più di tutti, e in campo si vede, prova a fare qualcosa. È chiaro che non ci sia riuscito in ogni partita, però dare un'insufficienza a Nandez mi sembrerebbe veramente eccessivo. Uno dei giocatori migliori di questo Cagliari, senza ombra di dubbio, che ripeto, il concetto secondo me ci sta facendo il favore di rimanere, perché ce lo sta facendo, e il fatto dell'amichevole contro il Mallorca e tutto quanto, a chi dà la colpa a Nandez io chiedo di guardare un po' più in alto, perché la colpa non è di Nandez, la colpa è di qualcun altro. A buon intenditore poche parole. Passiamo poi a Pereiro che nelle ultime partite siamo riusciti per credo la prima volta a vederlo in campo da titolare dopo 2 anni praticamente che a Cagliari. Io continuo a ritenerlo un giocatore molto valido, che secondo me potrebbe fare la differenza, ma sembra sempre un pesce fuor d'acqua. Lo vedo molto fuori dal progetto. Non so se sia colpa del fatto che non viene usato spesso e quindi di conseguenza non si sente nemmeno invogliato a dare qualcosa in campo perché vede che comunque gli sforzi sono vani, o perché semplicemente ancora non si è adattato al gioco italiano. La vedo un po' difficile questa come opzione, però potrebbe essere. Questo giocatore ha praticamente sempre peccato nel fatto di non avere la fiducia di nessun mister. Io fossi l'allenatore del Cagliari punterei molto su Pereiro, però non sono io ritengo che il giocatore sia tatticamente e tecnicamente valido, forse leggermente lento ma comunque molto valido, però fino a quando non arriverà qualcuno che saprà sfruttarlo adeguatamente, Pereiro a Cagliari sarà un peso.
a prescindere sarà un peso, a maggior ragione poi se calcoliamo anche l'ingaggio importante che percepisce. Passiamo poi all'ultima sufficienza di questa squadra, che è ovviamente João Pedro, il bomber, che bomber non dovrebbe essere però vabbè. Anche su João Pedro ci sarebbero da dire delle cosette, perché comunque insieme a Nandez è uno di quelli che ci prova sempre, magari a volte nelle partite più, cioè in alcune partite di più, in altre di meno, però l'impegno e la determinazione a João non gli si possono togliere, senza contare che è il capitano meritatamente di questa squadra. Però anche lui nelle partite in cui non imbrocca fa molta fatica, ripeto, tutta la squadra. Però da lui mi aspetto sempre magari un qualcosa in più, una giocata che possa far partire un contropiede, un dribbling fantasioso, una sovrapposizione sulla fascia che possa portare, che ne so, a un cross oppure a un tiro da lontano. Mi aspetto sempre un qualcosa in più da João Pedro, che in alcune partite arriva, ma in altre no. Quindi un po' più di costanza. Quindi, facendo resoconto, Bellanova, Nandez e João sono gli unici che mi sento di dare la sufficienza. Non 6, 7, 8, 6, la sufficienza. Passiamo a Keita. Keita molto sottotono, bellissimo il gol di rovesciata contro il Sassuolo, non lo metto in dubbio, ma anche lui molto sottotono, mi aspettavo di più. È palese come anche lui sia stato preso, perché è stata un'occasione molto golosa che chiunque avrebbe sfruttato, io in primis, però bisogna rendersi conto che Keita non è una prima punta, perché Keita ha sempre giocato o come seconda punta o come attaccante esterno, specialmente a sinistra. Di cosa vogliamo parlare? Stiamo facendo giocare un giocatore fuori ruolo, e per quanto sia fuori ruolo sta comunque facendo benino. Quindi non so se ritenermi fortunato o pensare già a una cessione per prendere prima di tutto una prima punta che possa giocare anche durante la Coppa d'Africa, o semplicemente per prendermi una prima punta vera e propria. Keita è un discorso che secondo me va analizzato meglio, perché è arduo, è molto arduo. Concludiamo poi con gli ultimi due, Pavoletti e Seder. Seder, manco a dirlo, è uno scarparo, via Seder il prima possibile. Pavoletti lo vedo, tralasciando che ha fatto comunque 2 gol se non mi sbaglio quest'anno, lo continuo a vedere come un giocatore che ormai è finito. Non, se prima magari segnava e una giustificazione poteva avercela, gliela potevo dare, adesso non riesco nemmeno più a dare giustificazioni a Pavoletti. Non riesce più a fare quello che è sempre stato in grado di fare, ovvero il centravanti boa, quello che su Football Manager viene chiamato fulcro del gioco, quello che si mette là davanti, sul rinvio del portiere spizza la palla di testa e fa partire gli altri. Non è più in grado di fare questo, senza contare che è ancora imbarazzante negli stop e sta anche peggiorando per quanto riguarda i colpi di testa, che a Cagliari sono stati il suo marchio, quindi anche lui secondo me una cessione è inevitabile. Concludiamo poi andando a parlare di Mazzarri. Molti danno la colpa al mister, dicono che Mazzarri sbaglia i cambi, e su questo mi sento di dare ragione a chi lo dice, che Mazzarri sia inadeguato, su questo non sono d'accordo. Però vi posso dire che la colpa non è del mister, perché se noi andiamo a vedere gli ultimi anni del Cagliari, vediamo che salvo probabilmente 2 stagioni, tutti gli anni c'è stato un avvicendamento in panchina, cosa che è successa anche a Mazzarri, che si è ritrovato una squadra con determinati interpreti non consoni al suo gioco, il che diventa ancora più palese se si fa vedere quante tattiche ha cambiato il Cagliari nelle ultime partite.
sicuramente ha commesso anche lui i suoi errori, tutti hanno commesso i loro errori, ma dare questa colpa a Mazzarri o pensare che cambiando mister la situazione si risolva, no, non è così. Non è così perché, non perché lo dico io, ma perché il passato ce lo insegna. Con Semplici, sì, ci siamo salvati, ma la situazione era completamente diversa. Era un Cagliari che sì, rischiava la retrocessione, ma lo stacco di punti era totalmente diverso. Senza contare che il Cagliari l'anno scorso ha avuto la fortuna di trovare squadre che giocassero peggio di noi. Noi abbiamo avuto questa fortuna. Quest'anno siamo noi la fortuna degli altri. Siamo noi la squadra che gioca peggio. E io vi chiedo, se siamo noi la squadra che gioca peggio, il problema è dell'allenatore? Molti potrebbero dire sì. Non è così sbagliata come risposta, ma facciamo, anzi fate un'analisi un po' più completa, specialmente unendo gli aspetti societari, che sono secondo me la causa principale di questa situazione del Cagliari. Pensateci, così vi voglio mettere un po' il dubbio. Detto questo ragazzi, il video finisce qui, fatemi sapere voi qua sotto nei commenti cosa ne pensate. Io vi auguro buon anno, speriamo che l'anno prossimo il Cagliari ci possa portare qualche soddisfazione in più, diciamo che non sarebbe cosa così sgradita. Vi mando un bacione e noi ci becchiamo alla prossima. Belli regà.